scuse del collega Ponso che voleva fortemente questo incontro, però è andato in rappresentanza del Consiglio regionale a un funerale di un ex collega di qualche legislatura fa. Alla mia sinistra c'è il consigliere Novero dell'ufficio di presidenza, la collega Angela Motta del gruppo del Partito Democratico, do anche il benvenuto, grazie di essere presente, l'onorevole Davide Cavallotto, parlamentare della Lega Nord. So che oggi volete consegnare ufficialmente, ed ecco, lieti che siate così numerosi perché ha anche un significato, ritengo, plastico la vostra presenza, quindi che rappresentate in maniera concreta di oltre 12.000 firme, mi sembra che siano state raccolte per l'obiettivo del raggiungimento, insomma, di lingua ufficiale del piemontese. Vi informo, ma già lo sapete, che nelle almeno ultime 2 legislature questo tema è stato un tema rilevante nel dibattito politico all'interno dell'Aula del Consiglio, quindi sia durante la 7ª che l'8ª legislatura. In particolare io nella 7ª legislatura ero già consigliere, ricordo anche su questo aspetto quanto abbiamo dibattuto moltissimo anche in occasione del confronto sul nuovo statuto della Regione Piemonte. Il Consiglio è impegnato su questo, non di meno voi sapete che sono già 2 edizioni del Salone del Libro che nello stand del Consiglio regionale hanno dato ampio spazio alle minoranze linguistiche. So che dire minoranze linguistiche piemontesi vi faccio già arrabbiare, però in questo momento è così, e quindi anche ovviamente per il nostro piemontese. Vi ringrazio quindi di questa consiglio. Prima di dare la parola ai colleghi e allo stesso onorevole Cavallotto, se intende intervenire, chiedo chi vuole intervenire a nome appunto di tutti loro e dei 12.000 che hanno firmato per la presentazione della petizione. Prego, prendo pure la parola. Senta? Molto semplicemente il motivo per cui oggi siamo qui è quello, da una parte, di consegnare le 12.000 firme che sono il primo lotto di una petizione che noi come Gioventù Piemontese e altre 19 associazioni, gruppo di tutto il Piemonte, abbiamo iniziato. Poi vi volevo anche rimarcare una presenza, come diceva giustamente il Presidente Cattaneo, che ha una valenza plastica, cioè di presenza fisica, non soltanto di numeri, non soltanto un significato morale, ma anche proprio dare l'impressione di un qualcosa che interessa la nostra gente. La nostra iniziativa, diciamo stamattina in conferenza stampa, ha fondamentalmente una valenza politica. Politica inteso nel senso che deve coinvolgere e coinvolge la società e le istituzioni. Se noi come piemontesi non riusciamo a essere incisivi sulle istituzioni che ci rappresentano, quindi in primis la Regione, ma lo Stato e anche tutti gli enti locali, la nostra battaglia non ha alcun senso, perché vuol dire che tutta l'iniziativa nostra e tutto quello che si potrebbe fare verrebbe lasciato alla buona grazia dei singoli. Sarebbe un po' come se noi decidessimo di abolire tutti gli ospedali e poi fare in modo che i medici si auto-organizzino per curare gli ammalati. E voi capite bene che una situazione di questo genere non potrebbe funzionare, perché non sarebbe organizzata. E quindi se voi foste così fortunati da stare in un paese di buoni samaritani dove tutti i medici si organizzano e magari prestano anche le loro prestazioni gratuitamente, vi va bene. Visto però che è difficile che una situazione di questo genere possa realizzarsi, se voi aveste la sfortuna, la sventura di vivere in un paese dove i medici non fossero disposti a prestare la loro opera gratuitamente, se vi venisse male ve lo terreste. E questa è più o meno la situazione che ha vissuto la nostra lingua, almeno da quando sono state fatte delle proposte di tutela in qua. E ricorderei qui che la prima proposta di tutela a livello regionale risale ormai lontano 1972-73, sono 40 anni fa, penso ancora alla prima legislatura in regione con il consigliere Calzolaro. La legge poi è stata impugnata dal commissario di governo, è stata respinta, si è poi evoluta fino a giungere alla legge 2690 e poi alla 3797. Qual è il senso della petizione?
perché ci siamo presi la briga di raccogliere 12.000 firme di cittadini, che sono comunque tante, in un tempo relativamente contenuto. Teniamo conto che noi abbiamo cominciato a febbraio, sono 4 mesi, fondamentalmente nei fine settimana, un po' in tutto il Piemonte, Casale, Chieppo, Biella, Vercelli, Torino, siamo stati anche l'ultimo paese del Piemonte prima della Svizzera, che è Cannobio, insomma da tutte le parti. Molti comuni hanno dato il loro sostegno e abbiamo raccolto 12.000 firme. Stamattina siamo arrivati a 13.000 firme, pensiamo di arrivare più o meno a 20.000 verso settembre-ottobre e quindi di consegnare il secondo lotto. Perché questo? Perché noi vogliamo che il piemontese non soltanto venga sostenuto in qualche modo dalla Regione Piemonte, ma venga riconosciuto ufficialmente dallo Stato. E quindi, come citava poc'anzi il Presidente Cattaneo, il piemontese deve essere equiparato alle altre lingue minoritarie della Repubblica Italiana, quindi in primis al sardo e al friulano. Noi abbiamo l'avventura, la buona avventura, di avere una lingua parlata da oltre 2 milioni di cittadini e non vogliamo che questo vada a esaurimento. Vogliamo avere le medesime tutele di cui può godere il friulano, di cui può godere il sardo, a partire dal riconoscimento statale, anche perché l'anno scorso c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale, a nostro modo di vedere profondamente ingiusta, ma tant'è, che stabilisce chiaramente che la tutela data alla lingua piemontese può venire data, può venire concessa soltanto se questa è riconosciuta dallo Stato. E quindi se noi non riusciamo a ottenere il primo step, che è quello di vedere il piemontese inserito nella legge di tutela statale, che attualmente è la legge 482 del 99, tutti i passaggi successivi sarebbero inutili e velleitari. Questo vuol dire che il primo passaggio irrinunciabile è quello di entrare nella legge 482. E la razza quindi di questa petizione è quella di sostenere, e poi concludo, è quello di sostenere le leggi che vogliono emendare questa legge 482/99. Devo ricordare che questa legge passò in un momento in cui era debole la proposta da parte piemontese. Noi proponemmo all'epoca un emendamento al Senato che venne respinto, nemmeno tutti i parlamentari del Piemonte lo sostennero, la maggioranza si era già saldata attorno a una lista che poi fu quella approvata nella legge definitiva, insomma, per farla breve, il piemontese ne fu escluso. Teniamo conto che noi stiamo reclamando un nostro diritto fondamentale, non stiamo cercando di elemosinare 4 soldi. Stamattina si è fatto un accenno alla legge di bilancio, alle ristrettezze economiche, tutto vero, tutto giusto. Teniamo conto che in Canada, con meno della metà della popolazione italiana, con un numero di minoranze molto minore, il Canada ha speso l'anno scorso 18 milioni di dollari, lo Stato italiano ha speso 2 milioni di euro per tutte le minoranze e i piemontesi non è arrivato nulla. Questo è il nostro diritto, dobbiamo assolutamente entrarci e quindi aspettiamo risposte chiare dalla politica in tempi certi, perché ci siamo anche un po' stufati, questo non è un rimprovero assolutamente verso nessuno, anzi ringraziamo dell'ospitalità e della cortesia che ci è stata riservata, però siamo un pochino ansiosi di vedere finalmente rispettati i nostri diritti e perlomeno di vedere riservato ai piemontesi una tutela che sia proprio almeno un minimo sindacale. Ecco, capiamo che non siamo in Svizzera, non possiamo aspirare a tutele di questo genere, ma un minimo di tutela sindacale, il minimo sindacale di tutela, che è quella prevista dalla legge 482 e che è molto meno di quanto prevederebbero tra l'altro le convenzioni internazionali, ci sembra che ci sia assolutamente dovuto. E quindi adesso consegniamo queste firme, ringraziamo tutti voi, tutti i 12.000 piemontesi che hanno firmato, il Presidente del Consiglio regionale, la consigliera Motta che si è impegnata a presentare le 2 proposte di legge, il consigliere l'onorevole Cavalotto che ha presentato una proposta di legge alla Camera, il consigliere Rovera e tutti gli altri che avrebbero potuto esserci, voluto esserci, non hanno potuto, in primis il consigliere Ponso. Credo però che questo sia soltanto un primo incontro, perché non vorremmo che poi con le ferie, con i problemi che poi inevitabilmente verranno fuori, con uno degli ennesimi autunni caldi, con tantissimi problemi che poi ci troveremo ad affrontare, questa giusta richiesta venisse, non dico insabbiata, ma messa in secondo piano, perché secondo noi questo è assolutamente un punto centrale, meno appariscente, ma che riferisce al
Proprio per questo fa risaltare ancora di più l'importanza di questo numero di firme, perché il discorso sulle quali le abbiamo raccolte è difficile. 12.000 firme, vogliono arrivare almeno a 20.000. Questo discorso è assolutamente fondamentale e centrale per lo sviluppo del Piemonte e su questo ci batteremo e vogliamo di nuovo ringraziare tutti voi, tutti quelli che ci hanno dato una mano. Grazie. Grazie a lei. Innanzitutto desidero salutare e dare il benvenuto al Presidente Ghigo, Senatore della Repubblica, che ci della sua presenza. Quindi oltre che la Camera dei Deputati abbiamo presente anche il Senato, quindi insieme al Consiglio regionale, credo che partendo dalla massima istituzione regionale, passando per le istituzioni nazionali rappresentate qua da importanti parlamentari, sia già significativo che possa già dare una risposta, o meglio ribadire un impegno al signor Mori, a tutti loro, che non solo non si fanno sapere nulla, ci mancherebbe, ma assolutamente garantiamo la massima attenzione da parte di tutte le istituzioni. Allora, prima di dare la parola ai parlamentari nazionali, chiederei quindi brevemente al collega Novero, che ha chiesto di intervenire. Ma un saluto a tutti, perché a me sono sempre tutti come prima te, speriamo che mi consiglio di Purtroppo la battaglia per la 482 l'uma già fatta, mentre ora ero in provincia di Turin e l'uma già partita una volta, no? Spero che poi l'uma ancora partito di altre cose. Me sono un di colpevoli, perché sbaglio tutti, lei dice, all'abitudente la 482, almeno per tu, lei regionale, no? E fai una battaglia tremenda per mettere lingua piemontese una legge regionale, l'hanno bloccato tutta la legge, perché per colpa mia, invece gli uffici avevo detto che giocava te, e avevano ragione, devo dire. Gli uffici ci hanno detto, mettete il tradizionale patrimonio linguistico piemontese. Ma come? La lingua del Piemonte è il tradizionale patrimonio linguistico. Tu ma lingua piemontese, bocciato. Adesso vediamo, sono cambiate, tanta acqua passata sotto i ponti, spero che si cambia l'aria anche a Roma. E vediamo un po', anche perché per far cambiare l'aria a Roma deve essere voi che su Fiume Giù, se no quindi tanti auguri a tutti noi che lavoriamo a Roma per stare seriamente. Non è neanche tanto, io ho visto, scusatemi, ma per 20 anni, in un certo ventennio era proibito parlare piemontese, no? E noi lo sempre parlare piemontese. Mi sono andato un posto dove sentivo parlare italiano e guardavo attraverso. Adesso siamo un po' all'incontrare, Secondo me queste cose hanno importanza come la scuola, alle pacche a scuola per il a parlare piemontese, ma a scuola puoi dare quel senso che non è una cosa brutta, come avevano insegnato le maestre mica fino a tanti anni fa, anzi è una roba bella e quindi è una roba positiva, e quindi l'importanza di queste cose qua è simbolica, ma simbolica nel senso che poi dal simbolo si va alla realtà. Cioè, a me l'hanno detto 2 anni e mezzo, a cantare Gian Maria Giovanna, se ne è non mi ha detto un piacere, però cadeu poi non è vergognese quando la canterà all'asilo o agli elementari. Ecco, e alle parole che riusciamo a salvare il Piemontese, se no quindi speriamo di farcela questa volta, tanto auguro a tutti noi. Sappiamo che il pane del collega Pozzo sono i nostri baluardi, nel senso che parlano un piemontese perfetto. Io prima lei citava Cannobio, vengo da Verbagna, nel nord del Piemonte siamo un po' più lombardizzati, anche se lo capisco perfettamente, però sarei molto più in difficoltà a parlarlo. La collega Motta, prego. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Io invece da cittadina astigiana appartengo proprio a quella generazione di cui parlava il collega Novero prima, cioè che ha conosciuto delle maestre alle elementari che ci sgridavano se per caso parlavamo in piemontese, perché c'era quella convinzione che poi non avremmo saputo scrivere bene in italiano correttamente. Quindi c'è stata quella generazione che ha perso tutto questo patrimonio
Io lo capisco ma non lo so parlare perché proprio c'era questo veto, questa cultura che veniva imposta già nella scuola, e questo serve anche per ricordare che nella proposta di legge di cui sono prima firmataria c'è un'attenzione particolare al mondo della scuola, perché noi di lì dobbiamo partire. Quando parliamo di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e in questo caso linguistico, noi dobbiamo farlo partendo dalle scuole elementari, dai bambini, perché è solo in questo modo che riusciamo a veramente a tutelarlo e a tramandarlo, anche perché ormai lo dicevamo già stamattina, le famiglie sono famiglie anche multietniche e quindi è dalla scuola che devono avere il primo impulso per avere questa nozione, questa conoscenza, perché non possiamo demandare tutto alle famiglie da questo punto di vista. Io mi auguro che non solo la legge regionale, la proposta di legge regionale, ma anche la nostra proposta al Parlamento che modifica proprio quella parte aggiungendo lingua piemontese alla legge nazionale possa essere, e qui chiediamo come consiglieri regionali l'impegno anche al Presidente Cattaneo, che so essere molto sensibile da questo punto di vista, a una corsia privilegiata per queste due proposte di legge, in modo da avere un'approvazione celere, che è il primo punto, il primo passaggio per ricordare che c'è un territorio, una regione che chiede questa tutela e questo riconoscimento. Ai parlamentari il loro lavoro, che sarà importantissimo perché, come abbiamo detto prima, senza la modifica in Parlamento anche la nostra legge regionale verrebbe, il nostro lavoro verrebbe vanificato. Quindi l'impegno che oggi vi riconfermiamo ufficialmente, ma io mi auguro che quando ci sarà nuovamente la consegna delle prossime firme potremo già dirvi che l'abbiamo calendarizzata e ne stiamo già discutendo, chissà se fossimo così bravi anche l'avessimo già approvata in quel periodo. Credo che se c'è un accordo bipartisan si possa arrivare all'approvazione in tempi stretti. Quindi un arrivederci a presto, ma spero a festeggiare il riconoscimento almeno come legge per quanto riguarda la legge regionale. Grazie. Adesso la parola all'onorevole Davide Cavalotto. Grazie, buonasera a tutti. Ci siamo già visti prima, abbiamo già detto in conferenza stampa delle cose molto importanti. Quello che io voglio ribadire qui oggi è che deve venire anche da noi un sentimento di profondo legame nei confronti della lingua piemontese e dell'essere piemontesi. Questo è importante. Io non so quanti di voi, sono sicuro molti, che sul balcone hanno la bandiera piemontese. Io ce l'ho, e ce l'ho da diversi anni, perché l'essere piemontesi si dimostra anche in questo, oltre che nelle tradizioni, anche in quello che mangiamo, anche come parliamo. È importante ricordarsi ogni giorno da dove veniamo e provare a descrivere queste forti tradizioni anche ai nostri figli. Io prima in conferenza stampa ho sentito la signora argentina di Cordova che mi ha detto che il 60% è piemontese, che il 60% degli abitanti di Cordova è piemontese, e questo fa capire che la nostra lingua non è una lingua morta. Vuol dire che noi abbiamo la grande responsabilità, soprattutto noi giovani, abbiamo la grande responsabilità di fare in modo che questa lingua non vada in un binario morto, ma che continui a crescere, ad essere trasmessa ai nostri figli, che poi capisco essere magari un pochino più difficile in Torino città, lo posso capire perché ci sono tantissimi altri bambini che provengono da altre parti d'Italia e magari anche da altre parti del mondo, ma è importante cercare di ricordare che noi qui ci siamo
e che le nostre radici non possono essere tagliate, deve esserci una forza d'orgoglio che ci deve prenderci, come diceva una canzone di Cipo Farsino, tenerci per mano, vi ricordate la canzone? Tenerci per mano, ecco, quello è il punto, è per quello che dobbiamo fare tutti insieme, tutti i parlamentari, deputati o senatori, dobbiamo fare una grande battaglia affinché ci sia un blocco piemontese che voglia combattere per il riconoscimento di un proprio diritto, che è quello di parlare la propria lingua ed essere riconosciuta la propria lingua. Ed è per questo che io dico, e l'ho fatto in commissione perché la mia proposta di legge è stata presentata non a caso il 17 di marzo, ho voluto presentarla nel giorno del 150esimo, proprio per sottolineare quanto è importante il 150esimo, ma quanto è ancora più importante riconoscere quella cultura e quella tradizione piemontese che da 1000 anni, da anni esiste, dal 1424 esiste il nostro drapeau, e quando lo guardiamo con un senso di appartenenza veramente importante, e per questo dobbiamo unire le forze, mettere da parte anche gli aspetti politici e soprattutto dire agli altri componenti degli altri partiti che capiscono che per noi è una battaglia importante, perciò tutti i parlamentari piemontesi devono andare dai loro colleghi a dire, anche se sei siciliano, anche se sei calabrese, per noi è importante, perché come è riconosciuto il ladino, l'albanese o il friulano, deve essere riconosciuta anche la lingua piemontese, che è stata la prima lingua di questo paese ed è veramente importante. L'ultimo passaggio, poi concludo, è quello di cercare in tutti i modi di passare un messaggio, e io lo ribadisco perché lo sento come responsabilità, un messaggio ai nostri giovani, che magari capita molte volte che a scuola, soprattutto nelle province distanti da quelle di Torino, parlino ancora il piemontese e devono cercare con i loro amici di continuare a mantenere quella tradizione, perché non bisogna vergognarsi dell'essere piemontesi, ma bisogna andarne fieri, e questo sarà quello che io provo a fare. Non faccio promesse perché io sono una persona che non promette, ma cerca di fare le cose e poi quando le ho ottenute viene e vi dice ce l'abbiamo fatta, ma faremo di tutto affinché il piemontese ritorni ad essere una lingua con tanto di rispetto. Grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Anch'io sono già stato presente stamattina alla conferenza stampa, ho voluto anche passare qua in Consiglio regionale, ricordando le tante giornate che ho passato in quest'aula a rispondere ai colleghi nelle varie commissioni, in 10 anni in cui ho governato questa regione, e non a caso ho voluto fare questo riferimento perché voglio ricordare, ed è il motivo, uno dei motivi per cui sono qua, per un ideale passaggio di testimone al Presidente Cattaneo che rappresenta il Consiglio, ma so sicuramente in linea con il Presidente Cota che invece è il Presidente della Regione, cioè una continuità di quelle politiche, di quell'attenzione che sempre abbiamo avuto nei confronti dei piemontesi che non vivono più nella nostra regione, che magari all'inizio del secolo, quando ci sono state le principali ondate migratorie, sono andati in Argentina piuttosto che in Brasile, piuttosto che in Australia, e che oggi sentono l'assoluta necessità di avere un legame. È vero, la provincia di Córdoba, San Raffaele, tutta quella zona d'Argentina che viene chiamata Pampa Umida, è proprio il principale insediamento dei piemontesi che hanno svolto la loro vita e che hanno adesso figli, nipoti, che richiedono, vogliono avere un legame con la nostra terra, la nostra tradizione. Allora ritengo che questi provvedimenti che sono in discussione, uno alla Camera e uno al Senato, le due Camere legislative sono in genere in competizione, vediamo se riusciamo a metterla in discussione prima noi di quanto facciate voi, ma va bene anche se vincete voi, è ben inteso, per una causa nobile come questa possiamo permetterci che la Camera superi il Senato. Dicevo che seguiremo con attenzione questo provvedimento, in modo che da questo provvedimento poi la discussione, perché così sarebbe forse il percorso ideale che darebbe a tutto il progetto una certezza maggiore di arrivare a una definizione, che poi la discussione invece della legge regionale possa non più entrare in contrasto con quelle che sono le normative nazionali e una volta approvata avere l'ok da parte del governo. Il piemontese è chiaramente una lingua, fa parte della nostra secolare tradizione, noi dobbiamo mantenerla,
ma non tanto, adesso chiaramente anch'io faccio parte della generazione della Quaglia, cioè mi piacerebbe, lei è molto più giovane di me, ma comunque di quella della Motta, scusami. Anch'io sono cresciuto con l'idea che il piemontese non dovesse essere parlato in casa perché appunto c'era in quel momento si era veicolato questo principio e noi abbiamo perso la capacità di parlare una lingua che chiaramente nei curriculum non vale come l'inglese o come il tedesco o come il cinese, ma insomma è sempre una lingua con la quale si comunica, ma soprattutto si interpretano quelle tradizioni, come ci è stato detto, che noi non dobbiamo assolutamente perdere perché sono la nostra storia e sono le nostre radici. Perciò io sono qua, vi saluto e vi garantisco che da parte del PDL, di parlamentari che fanno chiaramente riferimento alla mia forza politica, ci sarà il massimo appoggio nei confronti di questa iniziativa parlamentare. Come non spetta a me a dirlo, ma a Cattaneo glielo dico, il Consiglio regionale si deve da fare nel portare in discussione la legge. Grazie. Grazie. Parlava sui generazionali, oltre che sono il porto peggio, ma cioè il porto peggio lei li porta molto meglio di me, chiedo scusa, siamo coscritti io e la collega Motta, e prima che arrivasse il senatore Ghigo ricordavo appunto anche quando il senatore era presidente della giunta regionale, tutto anche questo aspetto che avevamo proprio in questa sala con il Consiglio affrontato in modo molto compiuto, molto approfondito in occasione del confronto, della discussione sul nuovo statuto della regione, dove abbiamo potuto inserire meno di quanto avremmo voluto inserire proprio per evitare quello che prima il senatore diceva, cioè che era stato chiamato anche da altri, l'aspetto poi di sottoporre le nostre leggi, in quel caso una legge fondamentale, una legge cornice della regione, a un'impugnativa da parte del governo. Beh, io innanzitutto vi ringrazio il signor Comolli che ha parlato a nome di tutti loro e anche dei miei oltre 13.000 nel frattempo sono aumentati, quindi questo è un segno positivo che vuole essere anche l'augurio che voglio fare sinceramente a nome di tutti i colleghi di arrivare all'obiettivo delle 20.000 firme tra poco tempo, perché comunque la pressione dei cittadini serve sempre, serve la politica, l'istituzione, l'opinione pubblica, la comunicazione, quindi fate bene ad andare avanti perché è meglio, come dire, traguardare oltre l'obiettivo che ci si pone poi avendo comunque il risultato che il contrario. Io credo che, come dicevo prima, l'impegno delle istituzioni è corale, innanzitutto perché è un impegno bipartisan, cioè c'è sostanzialmente un orgoglio dei nostri rappresentanti in Parlamento, alla Camera, il primo firmatario, l'onorevole Camarotto che prima ha parlato, questa proposta di legge è firmata da altri autorevoli esponenti della maggioranza, qui come al Senato, sostanzialmente la stessa proposta di legge che si pone all'identico obiettivo, quindi quella della modifica del 482, vede il primo firmatario un parlamentare dell'UDC, ma poi una serie di senatori un po' di tutte le forze politiche, dal Popolo della Libertà al Partito Democratico, lo stesso senatore Ghigo che prima è intervenuto. Stessa cosa in Consiglio regionale, nel senso che la collega Motta ha presentato questa proposta di legge di modifica al Parlamento insieme ai colleghi del suo gruppo, però so che su questa proposta di legge c'è grande condivisione. E allora a questo proposito, anche accogliendo l'invito del senatore Ghigo e prima di lui della collega Motta, magari già nella giornata di dopodomani, mercoledì, vedremo durante la conferenza dei presidenti di gruppo se sarà possibile nelle more della programmazione, soprattutto qualora ci fosse una ampia condivisione, come a me sembra, di inserire nella extra programmazione nelle prossime settimane l'approvazione di questa proposta di legge, in modo che si possa andare in vacanza, diciamo, con questa proposta di legge approvata. L'impegno da parte mia e dei colleghi presenti c'è, speriamo di poterlo fare condividere, ma credo insomma, che ci siano tutti i presupposti. Ecco, questo quindi non sono assolutamente né affermazioni né impegni formali da parte nostra, quindi sia dei parlamentari nazionali che da noi consiglieri regionali, sono degli impegni concreti perché comunque è doveroso ed è fortemente sentito anche per colmare quel gap culturale, storico, sociale a cui si riferiva prima la collega Motta, quindi ne sentiamo anche il dovere proprio in
innanzitutto come piemontesi, come cittadini, ancora prima che come politici e rappresentanti delle istituzioni. Vi ringrazio inoltre, ringrazio in particolare il signor Tomori anche per il garbo, lo stile con cui è stata presentata questa petizione, non sempre è così, questo devo dire che lo apprezziamo moltissimo e ovviamente lo leggiamo anche come un ulteriore elemento di impegno da parte nostra. Quindi se adesso ci vuole consegnare fisicamente le firme. È già capitato magari. Adesso allora si sieda qua al mio posto. Facciamo firmare il primo firmatario. Quando è passivo Doppia copia, scusa anticipatamente per il disagio che avrete a uscire dal palazzo, che sarà pari a quello che ho dovuto entrare, nel senso che purtroppo per lavori sia di sicurezza che di costruzione abbiamo uno dei due sensori che è bloccato, quindi pian pianino avrete modo ovviamente. Grazie e buona giornata a tutti.